Ora il Natale ortodosso nella chiesa di Nostra Signora della Speranza in via Duomo nel quartiere Castello, la Santa Messa con il rito orientale davanti a tanti fedeli domenica pomeriggio, concerto all'auditorium del Conservatorio. Alice Monni. Nel giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra l'Epifania, anche i fedeli ortodossi festeggiano. Secondo il calendario giuliano, che è quello seguito dalla Chiesa ortodossa e di rito orientale, il 7 gennaio è il giorno di Natale. A Cagliari si celebra la messa della vigilia nella chiesa di Nostra Signora della Speranza in via Duomo nel quartiere Castello. Secondo la tradizione, dopo il rito religioso che dura 3 ore, le famiglie si riuniscono per mangiare e stare insieme. Siamo pochi oggi perché chi lavora, chi che non può uscire, capito? Più che signore che guardano come badanti. La festa per il Natale ortodosso dura 3 giorni. Per chi è lontano da casa, come queste 2 signore ucraine da 15 e 8 anni in Sardegna, c'è un po' di nostalgia. I nostri tutti i parenti lontani e questo per noi è pesante. No, grazie a Dio c'è la nostra chiesa, c'è il sacerdote molto bravo e c'è nostri tutti che noi aiutiamo, diciamo, uno con l'altro. Nell'isola sono migliaia le persone che arrivano da paesi ex sovietici come Ucraina, Russia, Bielorussia e Moldavia. Una festa molto sentita perché io credo che è un po' come noi italiani quando siamo fuori, magari all'estero, immigrati, il Natale che magari a casa era un po' meno importante, diventa ancora più importante perché in qualche maniera è conservare le proprie radici. Noi scherzando diciamo il Natale a Cagliari arriva 2 volte grazie alla presenza di questa comunità. I festeggiamenti per il Natale cristiano ortodosso a Cagliari continuano il 12 gennaio. Alle 15:30 all'auditorium del Conservatorio un concerto gratuito con artisti bielorussi, occasione per conoscere meglio la cultura slava.